Una partita per lo più tattica, quella vista ieri allo stadio Broccoleri di Favara. A sfidarsi c'erano due formazioni che certamente avrebbero fatto di tutto per evitare di sbagliare e regalare 3 punti importanti. Finisce 0-0 il match pro Favara Mussomeli, valido per il recupero della 16ª giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. Una partita equilibrata. Il primo squillo nasce sull'asse Guerreri Stassi Panepinto, ma il tiro finisce alto. Pro Favara risponde con Cannizzaro al 26esimo, ma il suo tiro finisce largo. Lo stesso Cannizzaro sul finire del primo tempo non approfitta dell'errore difensivo di Pizzoleo e per poco non arriva sul pallone da una buona posizione. A inizio ripresa De Miere è prodigioso nell'opporsi a Cambiano, strozzando in gola l'urlo del Bruccoleri. Il Mussomeli replica con Venuti che rifinisce per Stassi che manca l'appuntamento con il gol, arrivando con un attimo di ritardo. Le occasioni latitano fino a quando, in pieno recupero, Fanara colpisce di testa ma la palla finisce fuori di un soffio. Pro Favara un passo dal gol vittoria, ma finisce 0-0. A garantire la sicurezza pubblica i militari della tenenza di Favara ieri presenti allo stadio Bruccoleri. Ma vediamo adesso insieme i recuperi giocati ieri. Oltre Pro Favara Mussomeli si è giocata anche la partita Troina-Parmonval, anch'essa finita 0-0. Vediamo dunque la classifica aggiornata. In prima posizione troviamo sempre Paceco con 37 punti e una partita ancora da giocare. A seguire Alba Alcamo con 32 punti e Folgore Selinunte con 31 punti. Troina sta in quarta posizione sempre con 31 punti, ma ha una partita ancora da giocare. In seguito Riviera Marmi con 29 punti, Nissa con 28 punti e Dattilo Noir con 25 punti, una partita da giocare. Campofranco 25 punti, Licata 24 punti, Parmonval 22 punti, Mussomeli 21 punti e una partita da recuperare, Castelbuono 20 punti e una partita da recuperare, Mazzara 19 punti e una partita da recuperare e infine in coda alla classifica troviamo il Pro Favara con 15 punti, Marsala 12 punti e Gela con 8 punti. Vediamo infine gli incontri che si disputeranno durante il prossimo turno dell'Eccellenza Sicilia Girone A. Alba Alcamo contro Mazzara, Dattilo Noir contro Pro Favara, Selinunte contro Marsala, Licata contro Campofranco, Mussomeli contro Nissa, Parmonval contro Gela, Castelbuono contro Troina e infine Riviera Marmi contro Paceco.